Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, sono le 12 in punto, siamo ovviamente in diretta, partiamo dal Gran Guignol del nord-est, in particolare della Marca Trevigiana, dove abbiamo dato conto dell'orribile delitto di Alex Marangon, la vittima Alex Marangon, questo ragazzo che aveva partecipato ad un rito sciamanico. Vediamo i titoli del Gazzettino. Spariti 2 guaritori, non si trovano i curanderi che seguirono il 25enne in fuga sul Piave, la spiaggetta che di notte cambia volto, chi ha incontrato? Si tratta ormai chiaramente di un pestaggio brutale che pare sia durato diversi minuti, il cerchio si stringe nelle indagini, 5 ragazzi sono sotto torchio, caccia le tracce di sangue, l'ex compagno di scuola sul Piave dice fa male vedere dove è morto il mio amico. Ci collegheremo tra poco con Christian Arboit proprio da San Bola di Vidor, dove c'è l'abbazia in cui si è svolto questo rito e lì nei pressi dovrebbe essere avvenuta questa mattanza. Sono proseguite le indagini dei carabinieri per l'intera giornata di ieri, i familiari lanciano un nuovo appello, prima o poi la procura chiuderà il cerchio, dicono parlate, non può finire così. Sarebbe stato colpito molte volte Alex Marangon prima di finire praticamente esanime nelle acque del Piave. Le numerose costole rotte riscontrate nel corso dell'autopsia lo confermerebbero in maniera drammatica, e questo su di un corpo già martoriato, il cranio parzialmente sfondato, l'emorragia al torace. Man mano che si aggiungono dettagli, l'ipotesi della caduta accidentale o addirittura provocata si allontana. Resta la peggiore, quella della mattanza, con dei colpi di bastone o delle pietre da fiume, ma la possibile arma del delitto ancora non si trova. L'avvocato Stefano Tigani, già legale della famiglia di Giulia Cecchettin, rappresenta la mamma di Alex, la signora Sabrina, che fin dall'inizio di questa storia, esattamente una settimana fa, escludeva qualsiasi tipo di gesto volontario. Se effettivamente quel tipo di lesione sono state la causa della morte del giovane, evidentemente, comunque con altissima probabilità, a monte c'è un fatto omicidiario. Non solo, l'autopsia non avrebbe riscontrato lesioni alle mani. Se fosse stata una caduta o un rotolamento, probabilmente Alex avrebbe tentato di salvarsi, almeno come riflesso incondizionato, ma un conto sono i segni sul corpo del 25enne che suggeriscono lo scenario più terribile, un altro sono le testimonianze. C'è un buco nero di oltre 3 ore da ricostruire, quello tra l'allontanamento del giovane nel corso del rito sciamanico all'abbazia di Vidor e l'allarme dato a soccorsi e forze dell'ordine. Sopralluoghi più approfonditi da parte dei carabinieri con il nucleo scientifico sono attesi entro la metà della settimana, sia nella zona dell'abbazia che nell'isolotto di Ciano, dove è stato rinvenuto Alex, 6-7 chilometri più a valle. Ogni elemento ora è utile. Lo stesso Tigani parla di una telecamera. Peraltro mi era stata segnalata, ma l'ho fatto presente al dottor Valvassoi, una telecamera fuori dall'abbazia, quelle tipo a 360 gradi, chissà che magari anche da lì non si capisca qualcosa. Intanto dei 20 partecipanti al rituale di sabato sera i carabinieri ne hanno risentito 5 solo nelle scorse ore, da quando la procura ha aggiornato il fascicolo da morte conseguente di altro reato a omicidio volontario. Altre persone verranno ascoltate a stretto giro di posta, a loro si rivolge ancora una volta la famiglia. Tanto prima o poi la procura lo scoprirà cosa è successo, quindi se qualcuno è coinvolto anche marginalmente, anche solo dal punto di vista oculare di quello che può essere successo, non aggravi la propria posizione, si faccia avanti, è una famiglia distrutta, mettano la mano sulla coscienza e speriamo davvero che si chiuda a breve. Vediamo i titoli su questo gravissimo fatto di cronaca del Corriere del Veneto. Alex Marangon, i 5 interrogati, lo sciamano e il suo compagno lo hanno seguito, avrebbero detto agli inquirenti. E poi chi è lo sciamano che ha condotto il rito nell'abbazia? La ayahuasca ci insegna il buon vivere, una terapia a base di musica e di piante allucinogene. Davvero ci si chiede come
mai si possa partecipare ad eventi del genere. Lo stesso Alex aveva confidato ad un amico di avere paura. Alex aveva paura di chi e di che cosa non è ancora dato sapere. Non era infatti il suo primo rituale sciamanico, ma questa volta, la terza, aveva confidato a un amico di avere dei timori a partecipare. Una sensazione, una suggestione, forse una certezza. Toccherà agli inquirenti considerare anche questo nuovo elemento, trapelato da fonti vicine alla famiglia, e quindi da appurare. Di certo qualcosa nel corso del rituale all'interno dell'abbazia di Vidora, organizzato dal guru Andrea Zuin, si è incrinato nella notte tra sabato e domenica. Sono le 3 quando Alex urla quello che sembra un no e si allontana come spaventato. A rincorrerlo è uno tra i 20 partecipanti, che ritorna poco dopo dicendo che il 25enne non si trova. Fuori è buio pesto. La musica viene fermata, così come il rito, che vede la presenza di uno sciamano sudamericano. Tra i presenti c'è chi è sdraiato a terra, chi seduto. I più sembrano alterati dopo aver forse bevuto della tisana con l'ayahuasca, un'erba allucinogena. Saranno gli esami tossicologici a dire se Alex l'avesse assunto o meno. Non si esclude la presenza di altre sostanze. Anche per questo tra i partecipanti ci sarebbero stati diversi gradi di lucidità e quindi di reattività. Un altro elemento al momento certo è che le ricerche siano iniziate da lì a poco. Delle testimonianze confermerebbero di aver sentito gridare il nome di Alex e di aver visto delle luci come delle torce. Perché Alex è uscito dall'abbazia? Come ha fatto a scomparire così nel cuore della notte? È possibile che il ragazzo abbia trovato il suo killer o i suoi killer all'esterno della struttura, lungo il Piave? Un brutto incontro, insomma. Alex che vede qualcosa che non doveva vedere. Non finisce qui, dicono la mamma e i familiari, ed è questa la speranza di Marcon, dove il giovane viveva. Speriamo prima o dopo di poterla sapere, insomma, sta cosa che è successo, come si può dire. Sì, Nagasa veramente senza parole. Per me sì, è una tragedia, per la famiglia è naturalmente giovane, un ragazzo giovane. Solo il fatto di mettermi nei panni della famiglia mi toglie il fiato, perché mi immagino essere, io ho 2 figli, quindi mi immagino essere un genitore che perde un figlio. Penso che la cosa che possano volere, e immagino che possano volere, è un po' di chiarezza su quello che, almeno per sapere quello che è accaduto. Ci collegheremo tra poco con Christian Arboit in diretta da Vidora per avere altri particolari su questa vicenda. L'altro giallo, pare che si possa arrivare alla verità tra pochissimo. Il killer avrebbe le ore contate. Il killer di Vincenza Saracino, la donna che lavorava in un sexy shop di Preganziole, che è stata accoltellata, uccisa dopo essere stata picchiata dal suo aguzzino. Ci sono immagini delle telecamere a circuito interno ed esterno che avrebbero ripreso il killer in quelle ore, e quindi da qui le speranze degli inquirenti di arrivare presto ad un arresto. E vediamo il servizio. Una delle novità è che potrebbe trattarsi di uno dei clienti di questo sexy shop. La svolta potrebbe essere vicinissima per dare un nome, un volto al killer di Vincenza Saracino, la 50enne trevigiana originaria di Molfetta, trovata morta mercoledì sera in un capanno dismesso in via Malaviste a Canizzano dopo 24 ore dalla sua scomparsa. Gli inquirenti sono fiduciosi, in loro possesso c'è una marea di dati e informazioni, non solo e non tanto lo smartphone della donna rinvenuto vicino al cadavere, ma anche e soprattutto le telecamere dislocate tra il sexy shop di Preganziol dove lavorava e l'abitazione di Canizzano dove viveva con marito e figlia. 6 chilometri circa di stradine di campagna che Vincenza, per tutti Enza, era solita percorrere a bordo della sua bicicletta. Occhi elettronici pubblici e privati che i carabinieri stanno visionando senza soluzione di continuità e che potrebbero aver incastrato il killer con cui la donna aveva probabilmente un appuntamento. L'autopsia infatti non ha riscontrato segni di trascinamento, ma ha confermato la violenza cieca. 5 le
coltellate inferte a Saracino tra mandibola e collo nella parte sinistra del corpo, 2 le fratture sempre in volto. Nel novero dei sospettati non ci sarebbe, e questo fin dalle prime ore, nessun familiare della vittima. Certo è che la donna conosceva quasi certamente il suo aguzzino, attorno al quale si sta chiudendo il cerchio di un'indagine meticolosa quanto delicata. In carcere a Trento l'interrogatorio di garanzia di Tari Ardair, il 33enne albanese di Silea, che venerdì scorso a Borgoricco aveva sequestrato una 26enne sua connazionale e il bambino di lei. Per seguire i movimenti della donna, che era diventata la sua ossessione, del marito di lei, aveva installato dei GPS nelle loro auto. Da tempo Tari Ardair, 33enne, barbiere albanese di Silea, controllava la famiglia di connazionali che viveva a Borgoricco fino al sequestro della 26enne del suo bambino, avvenuto il 5 luglio mentre la donna stava portando all'asilo il piccolo. L'uomo era uscito dal carcere lo scorso 1° maggio dopo aver scontato una condanna di 1 anno e 8 mesi proprio per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della vittima, con cui in passato aveva avuto una relazione. Forse da quel giorno aveva iniziato a pianificare la sua vendetta, una vendetta che, se non fosse stata per la prontezza del marito di chiamare i carabinieri e dell'appuntato che ha telefonato alla donna capendo l'emergenza, avrebbe potuto avere un esito drammatico. Pronto, buongiorno. Sono andato via da casa perché mi ha chiamato in diretta, mia moglie ha un coltello sulla gola, il bambino da dietro, mi ha detto di richiamare e di dire che mi sono sbagliato, che va tutto bene, è vicino a casa in teoria, però vi sta controllando, se vede i carabinieri o qualcosa uccide mia moglie e il bambino. Ho capito, ascolti, ma dove si trova sua moglie adesso? Non ho la minima idea, è in macchina con lui. Durante il tragitto purtroppo abbiamo vissuto anche noi momenti molto drammatici, abbiamo temuto per la vita della signora, perché l'indagato continuava a dire che se avesse visto i carabinieri in uniforme avrebbe ammazzato la signora e le avrebbe fatto fare la stessa fine di Giulia Cecchettin. I carabinieri stanno indagando per capire come si sia comportato Ardair dopo l'uscita dal carcere, come avesse pianificato il sequestro di venerdì 5 luglio. Il 33enne venerdì mattina, nonostante avesse ancora un divieto di avvicinamento, era arrivato a Borgoricco con fascette di plastica per legare, piedi di porco, mazza da baseball e un coltello con il quale ha minacciato e sequestrato la 26enne e il figlio di 5 anni. L'intento dell'uomo forse era quello di commettere una strage e uccidere tutti. Ora Ardair è in carcere a Trento e in queste ore si dovrebbe svolgere l'interrogatorio di garanzia. Servizio di Valentina Visentino, una notizia pubblicata poco fa dal Mattino di Padova: malore in casa, è morto Giorgio Melinu, era l'economo della ULSS Eugania. La tragedia domenica mattina 7 luglio nell'abitazione a Maserà. Il professionista aveva 62 anni, il ricordo dei colleghi, competente, concreto e disponibile. È stata un'ennesima tragedia sul lavoro a San Martino di Lupari, dove poco dopo mezzogiorno ieri è stato trovato il corpo senza vita di un agricoltore di 52 anni caduto nel carro miscelatore all'interno della sua azienda. Aveva 52 anni Gianni Zanetti, agricoltore di San Martino di Lupari. Da sempre gestiva l'azienda di famiglia e anche domenica mattina si era recato in via del Confine per occuparsi dei capi di bestiame che accudivano in una stalla per conto terzi. Cosa sia accaduto sarà l'indagine aperta dalla Procura di Padova a stabilirlo. A lanciare l'allarme la famiglia, la madre e i fratelli, che non vedendolo rincasare per il pranzo della domenica si sono precipitati verso la stalla. Qui, cercando di chiamarlo, hanno capito che il 52enne era finito nel carro miscelatore attraverso il quale viene distribuito il cibo alle bestie. Vana la corsa dell'ambulanza dall'ospedale di Cittadella, così come l'arrivo dell'elicottero del SUEM. I vigili del fuoco hanno dovuto smontare il macchinario per riuscire a ricomporre il corpo di Gianni Zanetti. A seguire le indagini, i carabinieri. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il macchinario è stato sottoposto a sequestro. Si tratta del 5° infortunio in una settimana nell'Alta Padovana. Incredibile, proprio un incidente sul lavoro dietro l'altro, e il servizio era di Chiara Gaiani. E c'è stata molta paura a Nervesa della Battaglia per un altro incidente che ha coinvolto un 30enne che è rimasto parzialmente schiacciato da un trattore. Vediamo le immagini. Sul posto si sono
recate ambulanza, automedica e del soccorso di Treviso per l'emergenza. Per fortuna in questo caso solo traumi di media gravità. Il giovane è stato trasportato in ospedale a Treviso. L'associazione Furti in Corso mette nuovamente in guardia, stavolta dai colpi nelle abitazioni in zona San Zeno, ladri che si arrampicano sui tubi del gas, quindi non solo più sui tubi delle grondaie, diciamo, ma anche su questi tubi più sottili. Non hanno nessuno scrupolo, più che ladri sono acrobati. Via Zagnol, via Zambeccheri nel quartiere di San Zeno a Treviso, ladri che si arrampicano non più sulle grondaie ma sui tubi del gas per raggiungere le finestre e poi utilizzando un cacciavite forzare le persiane ed entrare. Più colpi negli ultimi tempi, preziosi e contanti nel mirino dei malintenzionati. So che ci sono stati dei furti all'interno dei giardini, all'interno degli appartamenti. L'anno scorso per esempio alle 6 del pomeriggio hanno rubato ai vicini qua dietro, 6 del pomeriggio. In 10 minuti, 20 minuti gli hanno svuotato la casa. Poi nelle settimane scorse ci sono stati altre denunce, altre chiacchierie di furti, gente strana che gira in zona. Stradine interne, non di passaggio, tranquille dice chi ci abita, ma allo stesso tempo poco sorvegliate. Una pattuglia dei carabinieri, polizia, vigili, almeno nei quartieri più stretti non si vedono tanto facilmente. In zona si sono visti ultimamente individui con addosso la pettorina di addetti del gas che si aggiravano per le case chiedendo di bollette non pagate e fotografando le condutture. Il sospetto è che fossero degli impostori e stessero monitorando la zona. Quel che è sicuro è che anche qui i furti sono ciclici e perpetrati da soggetti di diverso tipo, talvolta ladri di professione, talvolta giovanissimi. Fanno un raid da 7-10 giorni? 7-10 giorni, fanno 4-5 appartamenti, quello che è, poi non li senti per mesi. E poi ritorna. E poi ritorna, sì. L'ultima volta che so che hanno beccato qualcuno erano ragazzini, tra i 14 e i 18 anni, quindi non è che parliamo di uomini, parliamo di ragazzini. Anche i ragazzini. È stato intanto denunciato dai carabinieri un ladro incastrato da una traccia di sangue che ha lasciato nel negozio derubato. A tradirlo è stata una macchia di sangue uscita da un taglio provocato quando ha rotto il vetro del negozio per compiere un furto. Un ladro di 27 anni residente nella Bassa Padovana a distanza di 4 mesi dal furto commesso in un locale di Montegrotto Terme è stato denunciato. Lo scorso 28 febbraio l'uomo aveva infranto la vetrina e rubato denaro contante, sacchi di caffè e svariati prodotti dolciari, ma si era ferito. I carabinieri durante il sopralluogo hanno trovato la traccia di sangue che era stata poi fatta analizzare dal RIS di Parma. Avendo il 27enne già dei precedenti penali, è stato riconosciuto e denunciato. Ora dovrà rispondere del reato di furto aggravato. Ci sono ovviamente casi, anche qui molto ricorrenti, di violenze alle donne, per non parlare di maltrattamenti e soprattutto di femminicidi. Allora a Vicenza sono arrivate proprio dedicate alla violenza da codice rosso 9 nuove carabiniere. Al comando dei provinciali di carabinieri di Via Muggia, oggi è una giornata importante, con me il comandante Giuseppe Moscati, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. E qui perché c'è stata una cerimonia importante di insediamento, di accoglienza di nuovi carabinieri. Quanti sono e soprattutto è un evento straordinario, comandante? Ma allora sono 13 nuovi carabinieri, in particolare sono 9 ragazze e 4 ragazzi che giungono in provincia di Vicenza. E il dato fondamentale, diciamo a cui corre anche la popolazione, è che l'alimentazione degli organici dell'Arma dei Carabinieri in provincia è costante. Ecco, e il punto è che arrivano in un momento in cui c'è grande richiesta di sicurezza in generale. Abbiamo visto anche altre forze dell'ordine, penso solo alla questura, alla polizia, dove sono delle carenze, e questo segnale comunque è confortante, no? Per riuscire a sostenere la domanda che c'è. Ma allora è importante, ma il Comando Generale dell'Arma e la Legione Veneto di Padova forniscono particolare attenzione agli organici di questa provincia. Pertanto è un'alimentazione che, come ho detto prima, è costante. Questi carabinieri giungono, sono in servizio da oggi e andranno in incarichi prettamente operativi. Questo vuol dire che le pattuglie sul territorio rimarranno costanti perché è necessario preservare il territorio e la nostra comunità.
Ecco, diceva prima, un attimo fa, un punto delicato è quello dell'assistenza alla violenza, in particolare le soldatesse e i carabinieri donna saranno dedicati dove? Ma allora, innanzitutto questa percentuale statistica è un po' un segno dei tempi. E noi abbiamo molto a cuore la formazione nel settore della violenza di genere. Questo in particolar modo, avere queste risorse, queste ragazze, il personale femminile ci aiuta nella ricezione delle denunce, perché ovviamente oltre ad aver aperto 3 stanze per le adozioni protette in provincia, quindi sono stanze connotate da un particolare arredo per consentire alla vittima di rivolgersi in maniera empatica al nostro personale, anche la presenza ovviamente di personale femminile aiuta in questo per chiaramente consentire alla vittima di aprirsi più agevolmente. Ecco, soprattutto in questo momento alla vigilia probabilmente di un tavolo del tuo ordine alla sicurezza per il periodo estivo, anche questo, ci sono dei rinforzi, magari immagino per la prevenzione, per i furti nelle abitazioni. Abbiamo visto anche altre zone di Vicenza dove c'è già un servizio di prevenzione. Come ho detto prima, queste unità vanno a infoltire sicuramente una proiezione esterna che deve essere costante alla stregua appunto della presenza delle caserme, perché come ho detto anche alla Festa dell'Arma gli orari di apertura delle caserme sono stati allargati per consentire alle persone di rivolgersi più agevolmente insomma, ai carabinieri. Va bene, allora intanto le auguriamo buon lavoro a lei e ai nuovi arrivati. Un buon lavoro soprattutto a questi ragazzi. La cosa più bella di questi momenti è vedere l'entusiasmo che li anima, quindi un buon lavoro a loro. Allora restiamo a Vicenza perché in azione oltre ai carabinieri ci sono anche gli uomini delle Fiamme Gialle. La Guardia di Finanza in un locale notturno ha trovato una ballerina, un buttafuori che lavoravano in nero e allora è scattata una sanzione da più di 10.000 euro. Fiamme gialle, raffica di controlli contro il lavoro nero. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza, con i funzionari dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di Vicenza, trovano 2 lavoratori in nero in un locale notturno. Si tratta di un buttafuori e di una ballerina, contestata la posizione di un'altra lavoratrice in nero precedentemente rilevata. Per questo sono scattate sanzioni amministrative per un totale di 10.850 euro, oltre a 1.290 euro per la mancata denuncia di un infortunio precedentemente avvenuto a un lavoratore dipendente. Disposta la sospensione immediata dell'attività commerciale. Lo stesso giorno un'altra pattuglia delle Fiamme Gialle del gruppo Vicenza ha effettuato un altro accertamento in un centro estetico della città. Nell'occasione è stata trovata una lavoratrice in nero. Per questo sono scattate sanzioni per 1.950 euro e in attesa della regolarizzazione della posizione della lavoratrice in nero è stata avanzata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Vicenza proposta di sospensione del centro estetico. Adesso andiamo a Mestre dove Anna Maria Parisi con l'operatore Sandro Ponchio ha raccolto l'appello denuncia del parroco di Viale San Marco che dice ancora una volta qui ci sono spacciatori davanti alla chiesa. Spaccio ripreso dalle videocamere della canonica della chiesa di Viale San Marco a Mestre, chiesa San Giuseppe. Spaccio che è stato denunciato dal parroco della chiesa San Giuseppe, Don Natalino Bonazza, sui social e il suo post è diventato subito virale. Don Natalino ha appena ricevuto la visita degli agenti della questura di Venezia. Sì, li ho anche ringraziati perché sono venuti per rendersi conto di cosa è avvenuto qui qualche giorno fa in un posto che diciamo è piuttosto defilato e del resto coloro che cercano di compiere questi atti devono farlo di nascosto. Difatti si guardavano continuamente intorno per essere sicuri di non essere osservati. La telecamera alle nostre spalle, di fronte a noi il parcheggio. Questi fatti, diceva, accadono frequentemente qui in Viale San Marco?
Allora, capiamoci, non è che io tutto il santo giorno sto lì a vedere cosa fa la videocamera. L'episodio è nato dal fatto che ho sentito delle voci un po' esagitate mentre ero in casa. Prima di tutto ho controllato che cosa avveniva all'esterno visionando i filmati della videocamera e per la prima volta ho visto un episodio del genere. Non posso dire che sia una cosa abituale, penso che questa gente che probabilmente viene da fuori cerchi sempre di luoghi nascosti. È un po' si potrebbe dire, il punto debole del nostro quartiere. C'è molto verde, spazi aperti, tanti angoli belli anche, però è proprio dove loro possono andare a infilarsi per combinare i loro schiaffari e non essere visti da chi viene dall'esterno. Lei comunque ha tutto documentato perché nelle riprese della sua videocamera si vedono le persone, chi sono, la giovane età, la targa dell'auto dello spacciatore e così il pusher che arriva in bicicletta. Sì, tutto questo si vede in maniera abbastanza nitida, direi. Evidentemente io non faccio come si può dire, l'investigatore, no, certamente, però il senso anche di questa videocamera serve come deterrente, perché purtroppo questo angolo del piazzale della chiesa, soprattutto di sera, può diventare un posto un po' pericoloso, mette un punto di passaggio per tante persone che abitano nei quartieri qui vicino. Senta, alla luce di questi fatti possiamo dire che il Viale San Marco è una zona un po' off limits o addirittura pericolosa? No, non direi che è pericolosa. Io ormai ci abito da 11 anni, non è pericolosa di per sé. Secondo me è una zona che ha le sue fragilità, cioè noi siamo un quartiere apertissimo, si può entrare da Viale Vespucci, da Via Forte Marghera, da San Giuliano, lo si può attraversare con molta facilità. Penso che questo sia appunto una, come dire, fragilità urbanistica, ma non la metterei assolutamente sul piano del disagio sociale, non più marcato di quello che c'è altrove. Ecco, certo, noi siamo permeabili, per così dire, e questo è il punto. E forse quello che il salto di qualità, ma fa parte del mio temperamento, lo ammetto, è che invece di chiuderci in casa e lasciar fare l'esterno, dobbiamo in qualche modo riconquistare il nostro territorio, perché dove si può camminare la sera tranquilli per andare a prendere un gelato, per fare 2 corse fino al parco, per ritrovarsi intorno a una panchina, dobbiamo tornare a vivere il quartiere e non ritirarci come se fossimo degli assediati nelle nostre case. Per il resto, sì. Viva il Viale San Marco. Ecco, questo è il messaggio di Don Natalino Bonazza: non arrendiamoci alla criminalità, anzi popoliamo la nostra città, il nostro quartiere per renderlo più vivibile, più sicuro. Siamo a Mestre, in Viale San Marco, 2 passi da San Giuliano, dal tram che porta a Venezia. Grazie a Don Natalino Bonazza, linea allo studio. Grazie molte Anna Maria Parisi, al nostro operatore Sandro Ponchio. Restiamo sul fronte della droga, andiamo in piazza Salvemini a Padova da Chiara Gaiani e da Cristian Roque Allende, perché anche lì spaccio degrado e sono pronti dei cancelli antidegrado. A te Chiara. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Come dicevi con Cristian Roque Allende, ci troviamo proprio a ridosso di piazza Salvemini, perché non saranno pronti proprio nell'immediato, ma entro 3 mesi circa saranno installati nella piazza che vedete proprio alle mie spalle 4 cancellate che verranno chiuse durante la notte dalle 22 alle 7. La delibera dell'amministratore del condominio, l'accordo raggiunto con il comune è di aprile. Da direi anni le persone, perché qui non ci sono residenti, questa è un'area di servizi, chi lavora chiedeva di essere messo al sicuro perché si tratta di un reticolo di viuzze e di portici al di sotto della piazza che diventano il luogo proprio ideale per nascondere la droga, per spacciarla, ma anche durante le rigide notti invernali per i senzatetti che all'interno ci trovano rifugio. C'è stato un
morto per overdose. Purtroppo negli anni ci sono stati anche dei principi di incendio proprio da parte dei senza tetto che cercavano di scaldarsi. Qui ci hanno raccontato anche di nascondigli della droga all'interno delle botole che poi restavano aperte, con il rischio per le persone che passavano di caderci dentro, quindi una situazione davvero al limite. A Padova la cancellata antidegrado, la cancellata antidroga ricorda quanto accadde qualche anno fa per iniziativa dell'allora sindaco Zanonato in Vianelli. Si tratta di una situazione molto diversa. I cancelli che verranno installati per una spesa a carico totale dell'amministrazione del condominio e delle proprietà all'interno della piazza è tra i 60 e i 70 mila euro, dicevamo tra circa 3 mesi, quindi a ridosso della stagione invernale, quando poi quest'area viene occupata dai senza tetto. Abbiamo sentito su questo Giuseppe Parisi di Gangi, che è proprio l'amministratore della piazza, colui che in primis ha cercato di lavorare per realizzare questo progetto dopo averne messi in campo degli altri. Nota a margine, ci troviamo sostanzialmente a ridosso della stazione di Padova. Allora noi vi lasciamo l'intervista che abbiamo raccolto questa mattina, poi da Padova la linea può tornare allo studio. Giuseppe Parisi di Gangi, le cancellate ormai ci sono, è un progetto a cui voi purtroppo avete messo mano qualche tempo fa. Ad aprile l'autorizzazione, adesso finalmente se ne vede la fine e tutte le persone che lavorano, perché quella è un'area di servizi, non vedono l'ora che arrivino. Sì, sicuramente sì, perché in realtà quell'area è diventata punto di ritrovo dei tossicodipendenti, degli sbandati, soprattutto durante il giorno, ma soprattutto durante le ore serali e la chiusura degli uffici, per cui nel momento in cui si svuotano tutto diventa terra di nessuno. Naturalmente laddove si dovesse riaprire l'area PP1 i cancelli non avrebbero più senso, siccome però il percorso per la riapertura di quell'area è lungo, dobbiamo comunque cercare di tutelare quelli che sono gli avventori agli uffici e gli uffici di una certa importanza, ma soprattutto anche i dipendenti degli uffici stessi. Ci racconta che cosa è accaduto in quell'area in questi anni? In questi anni è accaduto di tutto, dalle morti per overdose, naturalmente tutte le testate giornalistiche le riportano, ai principi di incendio, perché in quell'area si trovano rifugio i senza tetto, gli sbandati, i tossicodipendenti che per scaldarsi oppure per farsi le dosi accendono dei fuochi e siamo esattamente sopra un'autorimessa pubblica, quindi molto pericoloso. Abbiamo cercato di arginare in qualche modo con chiusure parziali alcune aree. Il problema fondamentale di quell'area è che è chiusa dalla parte del cantiere del PP1, per cui è completamente abbandonata. I cancelli saranno chiusi fondamentalmente durante la notte, risolveranno il problema davvero? I cancelli saranno chiusi durante la notte, l'ordinanza del Comune di Padova parla dalle 22 alle 7 di mattina. Se riusciranno a risolvere qualcosa io spero proprio di sì, perché nel momento in cui noi andremo a chiudere i cancelli ci saranno delle guardie giurate che andranno a verificare se ci sono delle persone, quindi eventualmente allontanarle se non sono autorizzate, e a quel punto l'area dalle 22 alle 7 risulterà sicuramente sicura. Oggi in regia Renato Cappoia e Italo Morao, e andiamo subito a Bassano del Grappa da Vanessa Banzato e da Federico Cibotto, perché sono state ore di paura questa notte al mercato ortofrutticolo. A te Vanessa. Sì, buongiorno a te direttore, alle persone che ci stanno seguendo. Davvero sono stati momenti di paura qui al mercato ortofrutticolo di Bassano del Grappa, con me il direttore della struttura Giacinto Tramonta, che tra l'altro è stato letteralmente buttato giù dal letto alle 3 di notte, perché i carabinieri appunto segnalavano le fiamme che stavano uscendo in particolare da questi 2 box. Noi ci troviamo proprio davanti, vediamo ecco quello che resta dei 2 box del mercato ortofrutticolo, che sono stati letteralmente distrutti dalle fiamme. È uno scenario tremendo che si è trovato davanti. Sì, devo anche dire che sono intervenuti subito i vigili del fuoco con 3-4 autobotti, erano già presenti i carabinieri. Per fortuna è successo di notte e non c'è nessuna persona coinvolta. Certo è che non soltanto il mercato ma anche l'intera area abitata è andata in blackout.
È andata in blackout perché diciamo, il fuoco ha rovinato dei cavi principali delle condutture elettriche che il mercato diciamo, ne ha bisogno per i frigoriferi e ha fatto saltare la centralina di tutta la zona. Adesso la situazione? Ma la situazione è tutta a posto, è stata ripristinata ancora la mattinata di ieri. L'Enel è intervenuta, ha sostituito i cavi rotti e quindi non ci sono problemi. È stata ripristinata, mi sembra, verso le 7:30 o 8 di ieri mattina. Ripristinata la linea elettrica per quanto riguarda le abitazioni, invece in questa parte del mercato l'illuminazione ancora non è attiva. Allora l'illuminazione no, perché il calore ha fuso tutti i cavi e i condotti dell'energia elettrica, quella legata all'illuminazione, mentre per quella della forza motrice è ancora tutto attivo, anzi è attivo da subito, quindi dalle 7:30, 8 di ieri mattina, perché è stata ripristinata in maniera celere dall'Enel. Ecco, vogliamo quindi far capire, i frigoriferi dove si può tenere la frutta funzionano tutto regolarmente? Tutto perfettamente funzionante, e anche gli uffici, perché diciamo, sono intervenuti subito già da ieri le varie ditte elettriche, i responsabili hanno fatto intervenire i loro elettricisti per ripristinare le linee e eliminare tutte le linee, anche perché altrimenti l'Enel non poteva ridare l'energia se non era tutto staccato, quello che poteva dare problemi. Adesso il mercato funziona, continua a funzionare, ci saranno delle riduzioni temporanee della fruibilità del mercato, come funziona? Intanto sono in attesa della relazione dell'ASL, Spisal e di tutti l'ARPAV che sono intervenuti a fare un sopralluogo per definire quali sono le problematiche che ci possono essere a livello diciamo sia di esibizione di derrate sia da parte degli operatori che vengono ad acquistare. L'unico, diciamo, in attesa della relazione, l'unico punto di domanda resta se tenere o no l'apertura ai privati consumatori. Perché far entrare i privati alla spicciolata, bambini, ragazzini eccetera diventa un po' un problema dal punto di vista del controllo, e anche perché l'area non è proprio ancora è messa in sicurezza, ma non sono ancora stati smaltiti i residui dei danni. Si è capito da cosa può essere partito tutto, originato tutto? Anche qui sto aspettando il verbale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, dove loro dovranno dirci da dove è partito e qual è stata la causa, diciamo, che ha innescato questo danno. Danni importanti, comunque ingenti. Danni importanti soprattutto per l'azienda dove è successo, e diciamo che si sono un po' estesi anche alle altre aziende, soprattutto legate alla fuliggine che si è sviluppata. Adesso cosa farete? Ma intanto adesso stiamo lavorando il più possibile abbiamo messo tutto in sicurezza. Abbiamo isolato tutti gli impianti elettrici, abbiamo garantito di nuovo l'energia a tutto il mercato, e oggi per questa parte di mercato la merce verrà diciamo commercializzata all'esterno dei box. Bene, direttore, hai sentito, insomma c'è un gran lavoro da fare ancora per cercare di sistemare, di mettere in sicurezza questa parte del mercato ortofrutticolo, sperando davvero che poi si riesca a far ripartire in maniera completa, in maniera totalitaria già nei prossimi giorni. Da Bassano del Grappa per il momento è tutto, ti ricevo la linea. Grazie molte a Vanessa Banzato e ovviamente al suo ospite. Un vero disastro, avete visto quali l'entità dei danni. Vediamo a Padova di nuovo. Nel fine settimana ci sono stati controlli nel territorio dell'Alta Padovana da parte dei carabinieri della compagnia di Cittadella. Si tratta di controlli per cercare di prevenire furti a case e negozi molto frequenti in queste ultime settimane. Dovremmo avere anche qualche immagine. I posti di blocco dei militari si sono concentrati lungo le principali strade di collegamento tra i comuni di Campo San Piero, Tombolo e Piombino Dese. Sono state identificate 65 persone, controllati 47 veicoli e 6 esercizi pubblici con 5 soggetti sottoposti ad obblighi.
Dovremmo avere adesso in diretta da Vidor Christian Arboit con la nostra operatrice Nicoletta Rizzetto per gli ultimi dettagli sulla tragica fine di Alex Marangon. A te Christian. Sì, direttore, buongiorno dall'esterno delle mura dell'abbazia di Vidor, dove poco fa con Nicoletta Rizzetto e altri colleghi siamo riusciti a intercettare per la prima volta a microfono Andrea Zuin, quello che è stato definito da più parti in quest'ultima settimana come il guru di Vidor. Sullo sfondo c'è la vicenda di cui tutti stanno parlando, la morte di Alex Marangon, quel fascicolo che in procura da morte conseguenza di altro reato si è tramutato in omicidio volontario, al momento contro ignoti. Quella di Alex sarebbe stata una mattanza, come per l'appunto anche confermato dall'autopsia effettuata sul corpo del giovane. Ma oggi per la prima volta parla Andrea Zuin, per la prima volta a microfono. Nel corso delle prossime edizioni, forse anche nel corso di questa diretta, sarò in grado di mostrarti altri stralci. Per il momento ti faccio sentire 2 minuti di questa intervista che racconta appunto la versione di Zuin relativamente alla notte tra sabato e domenica scorse, e poi appunto parla anche delle sostanze che sarebbero state assunte nel corso di questo rituale che lui definisce più depurativo che psichedelico, ma insomma Zuin ha parlato veramente a lungo e ha reso un quadro abbastanza completo, una versione appunto anche molto emozionale, con Zuin che dice che cosa? Io sono convinto che tra i partecipanti di questo rituale non ci sia l'assassino. Per quanto riguarda i 2 cosiddetti curanderi che sono arrivati dal Sud America, Zuin è in contatto anche con loro, quindi non si sono dileguati, non sarebbero spariti come sta emergendo in queste ore. Un contatto c'è e Zuin è in contatto con loro. A questo punto c'è da chiedersi se anche gli inquirenti siano in contatto con questi soggetti, ma lo verificheremo nel corso delle prossime ore. Allora, direttore, facciamo così, vi faccio sentire questo stralcio di intervista a Zuin e poi per tutti gli aggiornamenti ti richiederò la linea più avanti. Per il momento è tutto da Vidor. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Sentite il guru. Quindi eravamo alle fasi finali, diciamo, del nostro cerchio di musica. A quel punto ci siamo stati ed eravamo in una decina, siamo andati fuori e l'abbiamo cercato ovunque. Dove sono arrivati i controlli siamo arrivati anche noi. Quando ci siamo resi conto che non c'era, abbiamo chiamato polizia e soccorso. Queste 2 persone chi erano? Le persone che l'hanno accompagnato? C'erano 2 curanderos latinoamericani che stavano con lui in quel momento. Tra l'altro sono persone diciamo che hanno tutti i requisiti per assistere delle persone in quel momento. C'erano anche altri, però adesso non saprei dirvi con precisione chi, anche perché so che tutto quello che dico poi può essere ripreso e quant'altro. Queste 2 persone che lo hanno seguito fuori, sì, lo avevano visto alterato, e adesso queste 2 persone sono in Italia o non sono qui? Allora, alterato non è la parola giusta. Noi facciamo questi cerchi con musica perché pensiamo che sia una potente espressione di cura. Per cui le persone che frequentano i nostri cerchi non sono degli sballati che cercano appunto lo sballo del sabato sera, vengono per trovare conforto, per trovare delle risposte a dei vuoti interiori. Noi chiamiamo tutto questo cura. Quindi è possibile che ci siano stati dei momenti in cui Alex si sia sentito
che col bisogno di essere confortato da qualcuno. In questo caso ci siamo noi, ma tutto il gruppo è lì per questa... Conforto nel senso che non era lucido per qualche ragione? Non ho capito? Non era lucido, era uscito perché non era lucido. Perché esce dall'abbazia e 2 persone lo seguono, a un certo punto lo perdono di vista, non sanno più dove va? Perché erano le 3 di notte, c'era un fuoco fuori e come vi ho detto prima, il fuoco è un luogo di meditazione. Per questo, non è che siamo stati tutto il tempo. Allora, avete visto, questa era un'intervista esclusiva, c'erano anche ovviamente altri colleghi di altre televisioni, allo sciamano coinvolto in questa vicenda tragica della morte di Alex Marangon. Ancora incidenti stradali, ce n'è stato uno pauroso a Montebelluno all'uscita del cavalcavia della Feltrina in direzione Belluno, l'impatto con un altro mezzo probabilmente provocato da una mancata precedenza che ha fatto capovolgere ruote all'aria l'auto incidentata. Secondo i testimoni il conducente sarebbe uscito autonomamente dal veicolo, sul luogo un'ambulanza del SUEM 118 e la polizia locale per i rilievi del caso, un tratto, quello che incrocia con via Schiavonesca, già teatro di altri gravi incidenti. E adesso la incredibile vicenda cadorina, cioè quella di una famiglia ebrea che cerca una prenotazione in un albergo in Cadore e si sente rispondere via social: restate nei vostri forni. Scoppiata ovviamente una bufera, pare che si possa trattare di un equivoco, ma si sta indagando con la polizia postale per capire l'autore di questo messaggio e per chiarire quali sono proprio i dettagli della vicenda. Vediamo. Uno sfortunato errore da parte dell'host, così gli amministratori della piattaforma di prenotazioni Airbnb spiegano lo sconcertante messaggio inviato a una famiglia israeliana che voleva prenotare una casa vacanza sulle Dolomiti a San Vito di Cadore. Non ci sarebbe dell'antisemitismo in quel "potete stare nel forno a gas", ma un banale errore di trasmissione del messaggio destinato in realtà a un altro ospite che soggiornava nella struttura e che stava chiedendo informazioni su come utilizzare un elettrodomestico. Airbnb ha avviato un'indagine interna sul caso, arrivando a questa conclusione e in ogni caso sospendendo l'host responsabile dell'equivoco che ha fatto in poche ore il giro del mondo. Nel momento in cui l'ospite ha inviato un messaggio all'host per chiedere di prenotare la loro struttura, l'host infatti stava intrattenendo una conversazione con un altro ospite in merito all'utilizzo del fornello a gas, spiega in una nota Airbnb. L'host ha erroneamente inviato un'istruzione sul fornello all'ospite che aveva appena richiesto la prenotazione anziché al destinatario corretto, facendo però una gaffe planetaria, tanto che, errore o meno, l'esperienza definita profondamente spiacevole ha spinto gli amministratori a mettersi in contatto con la famiglia colpita da quel messaggio. La giustificazione convince poco. L'associazione dei consumatori ADUC parla di scuse peggio della realtà. Che si sia trattato o meno di uno sbaglio, il caso denunciato dal sito israeliano Ynet rischia di arrivare in Parlamento. Presenterò un'interrogazione al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi sul gravissimo episodio, annuncia il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto. Bisogna vigilare, denunciare l'antisemitismo e fermarlo in ogni modo, ha concluso. Servizio di Lina Paronetto, c'è una novità che riguarda l'omicidio di Giulia Cecchettin. Filippo Turetta ha rinunciato a presentarsi all'udienza preliminare per andare subito a processo. La difesa non chiederà nemmeno la perizia psichiatrica, scelte maturate dalla consapevolezza della gravità di quanto commesso, dicono gli avvocati difensori. Una visita intensa, quella di Papa Francesco a Trieste a conclusione della 50ª settimana sociale dei cattolici. Papa Francesco è arrivato in elicottero direttamente in Portovecchio, dove ha parlato di democrazia per poi spostarsi ieri lungo le rive blindate di Piazza Unità per la Santa Messa e l'Angelus. La cronaca della giornata con i momenti salienti, con la mobilitazione di tutta la nostra redazione di Tele4. Trieste
è una porta aperta ai migranti e a tutti coloro che fanno più fatica. Trieste è una di quelle città che hanno la vocazione di far incontrare gente diverse. E allora mi viene a dire: avete le carte in regola. Grazie. Avete le carte in regola per affrontare questa sfida. Questo è il messaggio forte di Papa Francesco a Trieste, città che ha le carte in regola per affrontare la sfida che la posizione geografica le assegna. Per la sua prima visita a Trieste, a 32 anni da quella di Giovanni Paolo II, Papa Francesco è arrivato in anticipo sui tempi previsti a bordo dell'elicottero bianco decollato dal Vaticano e atterrato in Porto Vecchio. Sono le 7:51, potrebbe essere già l'elicottero di Papa Francesco. Siamo vicinissimi all'elicottero, siamo a un passo. Eccolo Papa Francesco a Trieste. Il pontefice ha poi tenuto il suo discorso sulla democrazia, tema centrale della settimana sociale dei cattolici nel Generali Convention Center, e in questo caso le parole chiave sono state la partecipazione, l'impegno e, in linea con il titolo dell'incontro, il cuore. Prima possiamo immaginare la crisi della democrazia come un cuore ferito. È un incoraggiamento a partecipare affinché la democrazia assomigli a un cuore risanato. E certe forme di assistenzialismo che non riconoscono l'unità delle persone sono ipocrisie sociali. Non dimentichiamo questo. Ma il pontefice ha voluto iniziare con un aneddoto personale. La prima volta che ho sentito parlare di Trieste è stato da mio nonno, che aveva fatto il 14 sul Piave. Ci insegnava tante canzoni. Il general Cadorna scrisse alla regina: se vuol guardare Trieste che la guarda in cartolina. E questo è un... Accolto anche da Marco Cavallo all'uscita dal centro congressi, Papa Francesco si è poi spostato lungo le rive blindate, prima su una Fiat 500, poi sulla Papa mobile biposto, giungendo in Piazza Unità e passando a velocità bassissima, stringendo tante mani e salutando la gente in attesa. Toccante l'incontro con alcuni bambini, cui il Papa ha dispensato baci e carezze. Ancora un bambino, credo, no? Sì, Perché confermo. Dall'altro megaschermo. Un bacio. C'è ancora un bambino. Sulla fronte anche questo bimbo, un altro ancora. In Piazza Unità la messa, l'Angelus e infine il saluto di Papa Bergoglio a Trieste, a bordo dell'elicottero partito dal Molo IV e in sorvolo su Barcola, il Carso e il santuario mariano di Montegrisa. Sta passando proprio davanti al santuario di Montegrisa, altresì detto formaggino dai triestini in maniera simpatica, ma il tempio mariano, no, proprio inaugurato dal suo predecessore a Trieste, ovvero Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla. È stata una lunga diretta, quella di ieri su Tele4 per il Papa a Trieste, con grandissimi ascolti, condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino, con Marco Stabile, Umberto Bosazzi, Laura Bucarella, Gianluca Paladin, tutti i nostri tecnici, così come era accaduto anche a Venezia e a Verona per la visita del Papa. Ovviamente tanta emozione tra i fedeli, abbiamo raccolto le loro voci in Piazza dell'Unità. Grande, è la prima volta che vedo il Papa Francesco, pertanto sono emozionata sinceramente. Tra l'altro per Trieste tanto tempo dalla scorsa visita del Papa, ricordiamo nel 92 Papa Wojtyla, no? Sì, mi ricordo, sì, non ero presente ma l'avevo visto per televisione, per TV vostra. Su Tele4. Su Tele4. Una giornata speciale questa? Speciale sì, perché per Trieste è un onore avere Papa Francesco. È una bella sensazione di attesa, è stata una bella esperienza nei giorni precedenti e oggi siamo qui per una degna conclusione. Da che ora è qua, signor? Dalle 5. Dalle 5. Sì, esatto. Sì, un giorno speciale, particolare, il Papa a Trieste. Sì. E per noi è una grande gioia, soprattutto si sente finalmente a Trieste una grande aspettativa, cioè è come accogliere un grande amico. E queste sono belle parole. Cosa si aspetta dal discorso del Papa, dall'Angelus, dall'omelia? Il Papa sicuramente dirà le cose giuste, quelle che deve dire a questa città che tante volte
si comporta molto male. Noi cattolici e i cristiani tutti hanno il dovere di amare il prossimo come loro stessi. Fa tanto caldo, però è una bella giornata. Ci mostra il biglietto per l'ingresso, perché ecco, per chiunque ci chiami in questo momento pensa, beh, vado anch'io. Ecco, no, bisogna avere questo pass gratuito ma concesso dall'organizzazione. In questo momento sì, il nostro compito è presidiare questo settore, che è il settore C, e controllare, fare la verifica che il biglietto corrisponda al settore giusto, quindi che le persone abbiano effettivamente il settore C. I posti, diciamo così, sono numerati o sono a settore? No, assolutamente non sono numerati, sono a settore. Sono stati fatti entrare prima, mi pare di aver capito, le persone che avevano delle difficoltà a muoversi o i più anziani. Ma credo che dipende anche dal flusso con cui arrivano, per cui sicuramente c'è una corsia preferenziale per portatori appunto di disabilità e il settore, per esempio questo qui, è più protetto e riservato a loro. E durante l'omelia Papa Francesco ha rivolto un appello alla città perché sia sempre accogliente rispetto ai tanti migranti che arrivano dalla rotta balcanica. Sentiamo. E a questa Chiesa triestina vorrei dire avanti, avanti. Già durante l'omelia il Papa aveva spronato la città a percorrere un sentiero ben preciso. Nell'Angelus che ha chiuso la Santa Messa il Papa ha ripetuto il concetto precisandolo ed arrivando quasi a coniare uno slogan. Questo è il punto di partenza del ragionamento del Santo Padre. Trieste è una porta aperta ai migranti e a tutti coloro che fanno più fatica. Trieste è una di quelle città che hanno la vocazione di far incontrare gente diverse. Anzitutto perché è un porto importante, e poi perché si trova all'incrocio tra l'Italia, l'Europa centrale e i Balcani. Per affrontare le sfide da un punto di vista politico vi è la Costituzione, ha detto Bergoglio, poi c'è la fede, da qui lo sprone, accolto dagli applausi della folla. In queste situazioni la sfida per la comunità ecclesiale e per quella civile è di saper coniugare l'apertura e la stabilità, l'accoglienza e l'identità. E allora mi viene a dire: avete le carte in regola. Grazie. Avete le carte in regola e allora avanti, avanti. Senza paura, aperti e saldi nei valori umani e cristiani, accoglienti, ma senza compromessi sulla dignità umana. E qui eravamo a Trieste, torniamo in Veneto dove c'è stata a Treviso una giornata di sciopero per gli autisti MOM, a proclamarla CGIL. Faisa Cisla è sindacato generale di base, si denuncia soprattutto stipendi bassi. Poi ieri è stata una giornata infernale per i trasporti, perché ci sono stati anche gli scioperi dei ferrovieri con gravissimi disagi, tante cancellazioni. Vediamo a Treviso. Qualcuno sia degli uffici che del ramo del personale viaggiante si sta orientando verso la CTV, che è un'azienda che offre qualcosina in più rispetto a MOM. Registra un trend Paolo Mineta della Faisa Cisal nel giorno in cui accanto a Filt CGIL e Sindacato Generale di Base si è indetto uno sciopero domenicale dei lavoratori MOM, interessate soprattutto le corse per il mare. Circa 250 i trevigiani diretti a Jesolo, informati di prima mattina della possibilità di rimanere a piedi al rientro, con l'azienda che però sarebbe corsa ai ripari con del personale cosiddetto di carrozzamento. Ma se i conti si faranno alla fine, il tema per gli autisti resta e la concorrenza con ACTV, la compagnia veneziana, è emblematica. Però le paghe sono migliori. Sono migliori, sì. Qualche centinaio di euro, qualche decina? No, centinaio di euro. Devo dire, io mi sono confrontato con qualcuno della CTV e la differenza è notevole. In Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia assicurano dai sindacati va molto meglio. Il tema del TPL infatti risente più di altri delle politiche regionali. Siamo con degli stipendi base che sono molto bassi e chiediamo anche a gran voce l'intervento della Regione, che ci dia una mano, anche perché ci siamo resi conto che la Regione Veneto è
l'unica regione del nord che non sta aiutando il trasporto pubblico locale. Ma non è solo una questione di stipendi, lo sciopero è stato proclamato anche per denunciare carenze sulla manutenzione, la turnistica, le modalità di utilizzo delle auto aziendali e poi la questione della sicurezza del personale a bordo. Fare servizio sociale non vuol dire tagliare le corse, ma cercare di adeguarci in merito alle esigenze delle persone. Chiudiamo questa prima parte di Focus TG con una notizia abbastanza incredibile. Io dichiarata morta per errore, da 6 mesi aspetto che l'INPS mi paghi la pensione. Marisa Rossato, ex dipendente comunale di Noale, racconta la sua odissea con la mala burocrazia. Per la banca a gennaio ero deceduta, mai visti quei soldi. L'Istituto di Previdenza risponde: un disguido operativo, ad agosto si sistema. Andiamo in pubblicità, ma restate con noi perché sarà qui ospite in diretta l'onorevole Alberto Stefani, che è segretario regionale della Lega e presidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo, e parleremo ovviamente dell'autonomia, della proposta dell'opposizione di abrogare la legge sull'autonomia appena firmata da Mattarella con un referendum. A tra poco. In diretta con Focus TG, ringrazio molto l'onorevole Alberto Stefani, che è segretario regionale della Lega in Veneto ed è parlamentare e presidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo. Grazie. Buongiorno a lei direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie molto Stefani. Allora io non possiamo non partire da quanto sta accadendo attorno all'autonomia, che è diventata legge. C'è stata il voto prima al Senato, poi alla Camera dei Deputati, poi la firma del Presidente Mattarella, che quindi sancisce che si tratta di una legge nell'alveo della Costituzione, che non ci sono problemi. L'opposizione propone un referendum abrogativo. Quello che io volevo chiederle e sottolineare è questo. A me impressiona il fatto che si voglia abrogare non una normale legge votata dal Parlamento su uno dei tanti fronti di cui le leggi si occupano, ma abrogare una legge che è frutto di un referendum, cioè della volontà popolare di quasi 2.400.000 cittadini, il che significa calpestare coloro che hanno deciso il 22 ottobre del 2017 di favorire questo percorso. A me sembra veramente sconcertante, cioè chi parla di democrazia, di rispetto della sovranità popolare, propone un referendum per smentire la volontà popolare. Sì, fa sorridere che si chiamino Partito Democratico, insomma, quindi vorrei sommessamente ricordare che la democrazia da noi prevede anche degli istituti di democrazia diretta come i referendum, che sono stati in questo caso la base per poi portare avanti l'autonomia a livello parlamentare. Vorrei anche vedere con che coraggio poi verranno a chiedere i voti in Veneto alcuni partiti e alcuni esponenti che si stanno anche dichiarando contrari a questo percorso, che è stato chiesto dalla stragrande maggioranza dei veneti, perché poi di chi è andato a votare il referendum sull'autonomia il 98,1% ha detto che vuole continuare, che vuole iniziare questo percorso di devoluzione di materie dallo Stato alla Regione. Abbiamo scoperto qualche giorno fa che il centro-sinistra ha depositato un quesito referendario che quindi raccoglierà le firme contro questa riforma, una riforma tra l'altro che ha avuto un iter non semplice, che però in 1 anno e mezzo ha avuto il suo esito finale, tra l'altro l'ha ricordato lei direttore, con la firma del Presidente della Repubblica, quindi il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge. Sappiamo che in sede di promulgazione, qualora vi fossero dei profili di illegittimità costituzionale, ci fossero dei profili per cui quella legge non è costituzionale come dicevano questi, il Presidente della Repubblica sarebbe potuto intervenire senza alcun problema. Non l'ha fatto, ha promulgato la legge che è stata poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore. Questo è il percorso
che ha avuto questa riforma, tra l'altro una legge quadro che permetterà delle intese. Loro hanno deciso di raccogliere le firme contro questa legge quadro. Io sono consapevole anche che sia necessario arrivare alle intese nel più breve tempo possibile, perché anche se un giorno venisse abrogata la legge quadro, l'intesa resta in piedi e quindi l'intesa tra lo Stato e la Regione appunto verrà suggellata con una legge poi a maggioranza assoluta da parte del Parlamento. Quindi è necessario fare presto per quanto riguarda ovviamente la fase dell'intesa, ma la Regione Veneto è già partita e quindi portiamo a casa il risultato già innanzitutto delle prime materie non LEP nel più breve tempo possibile. Quelle che sono mi pare 9, no? Le materie sono 9 materie. Sì, sembra davvero abbastanza, tutto questo sembra abbastanza sconcertante, anche perché l'autonomia, praticamente la legge dell'autonomia differenziata c'è già e la si vuole fermare. Però diceva il ministro Calderoli che non sarà facile perché bisogna raggiungere un quorum e qui ballano 13 milioni di elettori, nel senso che per arrivare al quorum ci vuole tanta di quella gente che, viste come sono andate le cose anche nelle recenti elezioni, è difficile fare affluire delle urne, soprattutto in queste circostanze. Sì, innanzitutto c'è un problema di rischio di non ammissibilità del quesito referendario, perché la riforma, il DDL autonomia è un collegato alla manovra di bilancio e siccome le leggi di natura tributaria non possono essere oggetto di referendum abrogativo, anche lo stesso referendum rischia di non essere ammissibile sotto diversi profili. Qualora fosse ammissibile c'è anche il tema del quorum, nel senso che è chiaro che deve essere raggiunto il quorum per l'abrogazione del disegno di legge e vedendo un po' come sono state le ultime elezioni ci risulta anche ipotizzabile il fatto che questo quorum non venga raggiunto. Tra l'altro voglio dire, ci sono alcuni territori dove l'autonomia ha raggiunto un risultato molto significativo, penso al Veneto, penso anche alla Lombardia, e non penso che in Veneto ci siano tanti cittadini disposti ad andare a votare il giorno del referendum abrogativo. Spero di vedere, qualora mai venisse celebrato questo referendum, io spero di no, le urne vuote e in quel caso sarò orgoglioso di vedere le urne vuote, perché trovo davvero imbarazzante che una forza politica, invece di proporre o magari di migliorare secondo le proprie posizioni quella che è una legge quadro sull'autonomia, che vorrei ricordare è qualcosa che ci chiede la Costituzione, perché l'articolo 116, comma terzo della Costituzione ci dice proprio quello che abbiamo fatto, cioè la possibilità che una regione possa chiedere ulteriori forme e condizioni di autonomia che ovviamente sulla base di una legge quadro organizzata dallo Stato possa procedere con in questa direzione. Quindi stiamo semplicemente attuando un principio costituzionale, il principio anche della sussidiarietà verticale, cioè quella di avvicinare il decisore ai cittadini, in questo caso ovviamente ai veneti. Stiamo attuando il regionalismo differenziato, che è un percorso che è stabilito dall'articolo 5 anche della nostra Costituzione. Stiamo promuovendo l'autonomia territoriale del nostro territorio, quindi così come ci ha detto il Presidente della Repubblica, stiamo semplicemente attuando la Costituzione. Quindi probabilmente secondo il Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Sinistra e Verdi, le priorità sono quelle di calpestare il legittimo esercizio e le legittime aspirazioni di un territorio come il nostro. Le priorità per loro probabilmente sono queste, per noi invece la priorità è avvicinare la politica ai cittadini e siamo convinti che questa grande riforma dell'autonomia lo faccia in maniera molto efficace. Ecco, intanto è già partita questa raccolta di firme e poi una campagna contro l'autonomia che è già molto violenta, vorrei dire, soprattutto nelle regioni meridiane, perché si insiste, vogliono portarvi via le risorse, è una spacca Italia, la secessione dei ricchi, la solita tiritera che è stata smentita da tutti i costituzionalisti. Primo tra di loro c'è il professor Mario Bertolissi, che dice non è sottrazione né di potere né di risorse, è responsabilizzazione. Quindi
Evidentemente c'è chi ha paura di responsabilizzarsi e di non potersi più nascondere dietro diciamo, il paravento di un'amministrazione che il più delle volte, come sappiamo, è pessima, no? Rispetto a un territorio come questo. Assolutamente sì, e tra l'altro io sono anche convinto che non ci sia un'identificazione tra la volontà del presidente di regione di alcune regioni del sud rispetto ai cittadini di quelle regioni, perché in realtà molti cittadini del centro-sud e del sud ci stanno dicendo in questi giorni noi vogliamo vedere come va con questa autonomia, vogliamo capire se questa riforma dell'autonomia può portare qualche vantaggio anche a noi. Sotto quale profilo? Quello della responsabilizzazione della propria classe dirigente, perché è chiaro che in un regime in cui nessuno risponde delle proprie colpe, nessuno si assume delle responsabilità in più, è facile dare la colpa agli altri. Io credo invece che un regime in cui vi sia una responsabilizzazione della classe dirigente, in cui la classe dirigente possa essere valutata sulle reali capacità di raggiungere determinati LEP, di raggiungere determinati target o obiettivi amministrativi, allora io sono convinto che anche i cittadini di quelle regioni potranno riconoscere l'importanza di questa riforma, che in realtà dà a ciascuno di loro uno strumento in più, cioè quello di dire e di capire se la propria classe dirigente è all'altezza del ruolo, e qualora non sia all'altezza del ruolo la possibilità anche di cambiarla. È troppo facile in questo momento in cui nessuno decide di assumersi una responsabilità, in cui le regioni piuttosto di avere delle funzioni in più le respingono perché hanno forse paura in quel caso di assumersi delle responsabilità di governo, è troppo facile dare la colpa agli altri. Noi abbiamo invece deciso di intraprendere un altro percorso come Regione Veneto, quello di chiedere ulteriori funzioni, quello di chiedere ulteriori materie e di essere assolutamente convinti, altrimenti non l'avremmo fatto, che in quelle materie dimostreremo di governare meglio dello Stato, dimostreremo anche di portare a casa dei risparmi da poter reinvestire per i cittadini del Veneto, dimostreremo che avvicinare il decisore ai cittadini garantirà loro dei servizi migliori. Questa è la vera scommessa dell'autonomia, e queste scommesse di assumersi delle responsabilità c'è chi le fa e chi invece decide di non farle per tutelare se stesso. Ma poi è abbastanza paradossale che in un quesito si chieda ai veneti, ma anche ai lombardi, insomma a tutti quelli che hanno votato, e a tutti gli italiani in questo caso, se vogliono o non vogliono maggiore libertà. In sostanza è un referendum che, come chiedere a uno che gira con i ceppi alle caviglie e la palla di ferro e le manette, dice: vuoi restare ammanettato o non preferisci restare ammanettato? Resta ammanettato, no? Questo è il quesito. Cioè, mentre l'autonomia dà libertà, margini di manovra, c'è chi propone di tornare al centralismo, che è stata la fonte di molti dei nostri problemi. Sì, tra l'altro, se adesso parliamo di disparità tra nord e sud, se adesso parliamo di gap infrastrutturale, se adesso parliamo di divergenze, ne parliamo in un regime in cui l'autonomia non c'era, è stata approvata da qualche giorno, e quindi tutte le divergenze che ora si verificano si sono verificate in un regime di centralismo e non in un regime di autonomia. Quindi vogliamo dare la possibilità al nostro Paese di verificare quali possono essere i risultati di un decentramento amministrativo. E tra l'altro vorrei ricordare che questo decentramento amministrativo non è qualcosa che si inventa la Lega, cioè è un principio che, oltre a essere sancito a chiare lettere in uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, che è l'articolo 5, la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, attua, dice la Costituzione, nei servizi che dipendono dallo Stato, il più ampio decentramento amministrativo. Questo ci dice la nostra Costituzione. È un principio che portava avanti anche il Partito Popolare Italiano, è un principio che fa parte anche di una cultura della democrazia cristiana, che poi è stato più volte ribadito anche successivamente ai governi principali della democrazia cristiana, anche negli anni 90, che è stato poi ripreso ovviamente dal nostro movimento politico come bandiera principale e che oggi vede una sua attuazione grazie a questa legge quadro. Ma è un principio che riguarda tutti i paesi moderni.
tutti i paesi moderni hanno un regime di decentramento politico-amministrativo che permetta ai cittadini dei territori di verificare se la propria classe dirigente è in grado di amministrare oppure no. Altrimenti qualcuno mi deve spiegare come un cittadino del Sud potrà valutare l'operato del proprio presidente della giunta regionale se non ha nemmeno un controllo di gestione. L'autonomia garantirà un controllo di gestione e i LEP saranno una garanzia più che per noi, per i cittadini del Sud. Quelle regioni che in questo momento non hanno i LEP, che in questo momento lamentano una divergenza abissale rispetto alle regioni del nord, avranno la possibilità di avere dei livelli essenziali delle prestazioni. Il LEP significa livello essenziale delle prestazioni, cioè un livello standard sotto il quale lo Stato non potrà andare. E qualcuno mi deve spiegare perché un cittadino del Sud deve rinunciare ad avere un livello essenziale della prestazione, perché lo dice De Luca? Perché lo dice Emiliano? Sono questi i reali motivi per cui un cittadino del Sud deve rinunciare a un percorso di garanzia istituzionale dei propri servizi? Io credo assolutamente di no, credo serva più informazione e sono felice di essere qui perché questa emittente, soprattutto lei direttore, ha dimostrato di informare chi guarda la TV su una materia così importante come l'autonomia e spero che anche le TV nazionali facciano lo stesso, senza strumentalizzazioni, senza ovviamente dietrologie, ma con il chiaro e puntuale intento di informare i cittadini, perché la legge è molto semplice, basta semplicemente studiarla. Appunto, ed è veramente, io credo, riprovevole una propaganda contro l'autonomia che risolverebbe i problemi anche delle regioni meridionali o comunque contribuirebbe a migliorare la situazione, quindi dando più importanza agli interessi di bottega partitici che agli interessi della comunità. Questa è la parte, mi pare, più spiacevole. Andiamo verso la chiusura, però volevo chiederle un commento sui risultati dei ballottaggi in Francia. Vediamo uno dei tanti titoli che sono usciti sui giornali. Il presidente Macron respinge le dimissioni del premier Attal, per ora resta, i socialisti in settimana al nostro nome, rebus maggioranza e unità a sinistra, tutti noti. In sostanza il voto è stato contrario a tutte le previsioni, no? Si pensava a un trionfo del Rassemblement National di Marine Le Pen, invece ha vinto il fronte della sinistra, con però grandi crepe già in queste ore tra le varie formazioni che ne fanno parte. Macron, per esempio, ha pessimi rapporti con uno dei leader di questo specchio di movimenti. Sì, diciamo che le previsioni davano la Le Pen vittoriosa se rimaneva, diciamo, di fatto una tripartizione così come c'era prima, perché vogliamo ricordare che Macron e Mélenchon se ne sono dette di tutti i colori, forse addirittura di più che tra Macron e Le Pen, ma storicamente è stato così. Adesso abbiamo visto che c'è stato questo accordo, dal mio punto di vista un po' innaturale, mossi dall'unico intento di ostacolare ovviamente l'avanzata di Le Pen. È anche vero che poi bisognerà vederli alla prova del governo, perché fra 2 anni ci sono le elezioni presidenziali e se il buongiorno si vede dal mattino, già oggi vedo grandi difficoltà, insomma, in una delle scelte strategiche, che è la scelta poi del primo ministro francese, e credo che in realtà questo accordo innaturale dimostrerà forte perplessità amministrativa e non porterà quell'unione di intenti strutturale che vorrebbe Macron per salvare un po' la situazione rispetto all'avanzata del Rassemblement National. Credo che fra 2 anni le elezioni presidenziali avvantaggeranno in questo caso Le Pen, proprio per questi motivi, e forse questa scommessa di Macron di andare ad elezioni viene vinta adesso, ma fra 2 anni potrebbe avere un epilogo ben diverso, perché poi un conto è star fuori, un conto è governare. Adesso devono governare insieme 2 forze che fino al giorno prima si odiavano. Io ricordo quando il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle hanno fatto un accordo innaturale per fermare l'avanzata della Lega, e abbiamo visto i danni che quel governo poi ha fatto.
magari sono risultati che nel breve termine dal punto di vista elettorale possono in questo momento sorridere al centro-sinistra francese, ma che poi creano dei problemi enormi di governo, per cui poi il governo si è spostato ovviamente a centrodestra anche a livello nazionale nel nostro paese. Ecco, poi nessuno delle forze in campo ha la maggioranza, per cui davvero adesso diventa difficile cercare di trovare una quadra, vedremo nei prossimi giorni. Onorevole Stefani, grazie molte per essere stato a Focus TG. A presto, parleremo ancora all'autonomia. Noi nell'autonomia abbiamo sempre creduto. La sera a Focus abbiamo il bandierone, è lì da 7 anni, e lì resterà fino a quando questa storia non sarà completamente chiusa, quindi ne parleremo ancora molto, e la speranza è appunto che poi in un eventuale referendum abrogativo dell'autonomia nessuno vada alle urne. Noi avevamo lanciato un appello per andare a votare e ci fa piacere sperare di aver dato in quel caso un contributo a fare andare 2 milioni e quasi 400.000 persone al voto. Speriamo che faremo un appello contrario, diremo non andate, per una volta tanto non andate alle urne. Grazie onorevole Stefani, grazie ancora, pubblicità e poi torniamo con le notizie. Ripartiamo con la notizia che arriva dal Friuli Venezia Giulia. È morto un grande imprenditore, un imprenditore della grappa, Benito Nonino, il rivoluzionario della grappa. Aveva 90 anni, con la moglie Gianola aveva creato il monovitigno Nonino, una famiglia, quella di Benito e Gianola Nonino, che hanno raggiunto grandi traguardi, soprattutto con l'export, un'azienda familiare, proprio familiare, con la madre, il padre e poi le 6 figlie dei Nonino che hanno ora in mano l'azienda insieme alla madre. E a proposito di imprese, è infrenata l'export della marca trevigiana, meno 6,3% nel primo trimestre, ma tiene il Made in Treviso. Primo trimestre in calo per l'export delle aziende trevigiane, lo dicono i dati elaborati dal Centro Studi di Confartigianato. A registrare le frenate maggiori i settori del tessile abbigliamento, del legno, della metallurgia e dei metalli. Tengono bene l'alimentare, i prodotti farmaceutici, il tabacco e i prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio. Nel complesso l'export della marca trevigiana ha perso soprattutto nell'Unione Europea post-Brexit con un meno 8,5%, mentre ha fatto meglio nei paesi extraeuropei con un meno 2,4%. Vediamo che tutta l'Europa post-Brexit, quindi l'Europa 27 sostanzialmente presenta dei dati negativi e non possiamo non evidenziare il calo tedesco e austriaco, quindi meno 13,6% per quanto riguarda la Germania, meno 10% per quanto riguarda l'Austria, quindi tutto il blocco germanofono, eccezione fatta per la Svizzera, ma naturalmente sappiamo che la Svizzera è un caso diverso e quindi infatti fa registrare un più 3,5%. Tutto il blocco germanofono è problematico, lo sappiamo, insomma non certo dal primo trimestre 2024. In controtendenza invece il Made in Treviso, che ha migliorato le sue posizioni soprattutto in Turchia, in Canada, in Grecia, in Svizzera e anche in Spagna. Tiene anche l'export verso gli Stati Uniti con un più 0,5%, ma è appunto la frenata verso il blocco germanofono a preoccupare, con meno 85 milioni di euro incassati nei primi 3 mesi. In particolare i comparti del mobile, dell'arredo, del legno arredo nel suo complesso. Possiamo anche evidenziare il dato relativo alla moda, che vuol dire abbigliamento, tessile, ma anche calzature. Sappiamo che il rallentamento del mercato tedesco è pesante perché l'Italia è agganciata al mercato tedesco sia per quanto riguarda i prodotti finiti, quindi i beni di consumo come nel settore della moda naturalmente, ma anche dal punto di vista delle filiere e quindi in tanti altri settori, l'automotive in primis, le nostre aziende forniscono altre aziende naturalmente tedesche e quindi il rallentamento generale dell'economia tedesca provoca ormai da un anno abbondante, vediamo questo dato, provoca questa tendenza.
Il futuro però, specie quello del 2025, potrebbe riservare un cambio di rotta. L'Italia ha il pregio, soprattutto l'Italia artigiana, delle piccole e microimprese, che è più agile, reagisce più velocemente e forse esce anche più velocemente da certe crisi, si riadatta, si riposiziona. Non è così la Germania, che è un gigante economico, ma è anche appunto un gigante necessariamente e strutturalmente più lento e che quindi ci mette di più a riorganizzarsi e sconta anche le azioni del governo del governo tedesco, che finora non sono state così tempestive, non sono andate nelle direzioni richieste e quindi ci vuole più pazienza. Chiudiamo questa edizione di Focus TG con un altro collegamento. Christian Arboit ha sentito poco fa lo sciamano Andrea Zuin, coinvolto nella tragica morte del giovane Alex Marangon. Torniamo da lui, da Christian Arboit, perché c'è la novità di un comunicato della famiglia. A te, Christian. Sì, direttore, brevemente. Allora, in questi minuti gli avvocati Nicodemo Gentile, Piero Coluccio e Stefano Tigani, che tra l'altro ho sentito poco fa, hanno diramato una nota molto stringata. La famiglia Marangon, nostro tramite, chiede un momento di rispetto e comprensione sia per la difficoltà emotiva che caratterizza questo doloroso momento che per rispetto del segreto istruttorio che caratterizza queste delicatissime fasi di indagine. Quindi questo è il momento del silenzio per mamma Sabrina, papà Luca e la sorella Giada, dopo le novità eclatanti del weekend, e sicuramente faranno discutere nel corso di questa giornata anche le parole sulle quali ritorneremo di Andrea Zuin, quello che è stato definito il guru e che abbiamo sentito appunto poco fa. Per papà, mamma e sorella questo è il momento di concentrarsi sui preparativi per l'ultimo saluto, qualora ci sarà per l'appunto il nulla osta da parte della procura. I signori Marangon, leggo sempre dalla nota, ripongono nella procura della Repubblica di Treviso tutta la fiducia di cittadini e confidano nel fatto che la verità sulla morte del loro congiunto sia garantita quanto prima. Questa è la nota diffusa poco fa dalla famiglia Marangona nel giorno in cui ha parlato per la prima volta davanti alle telecamere, ai nostri microfoni, Andrea Zuin, che ci ha garantito una cosa, e concludo con questo, che i due curanderi, così si chiamano, che hanno seguito Alex nella notte tra sabato e domenica, che lo hanno seguito quando il giovane all'improvviso si è allontanato. I due curanderi non sono spariti nel nulla, ma appunto sono in contatto con il guru e probabilmente anche con gli inquirenti. Non si troverebbero appunto qui, non si troverebbero in zone, forse non si trovano nemmeno in Italia, però non sono spariti del tutto, e anche questo è un dettaglio. Che dettaglio non è. Ovviamente torneremo con tutti gli aggiornamenti nel corso dei nostri telegiornali. Per il momento, direttore, con Nicoletta Rizzetto dall'Abbazia di Vidor, ti restituisco la linea. Grazie molto a Christian Arboit e Nicoletta Rizzetto. Quindi, come diceva Christian, rimandiamo per altri particolari stasera nelle nostre edizioni telegiornali. Grazie per averci seguito fino a qui, grazie ai registi Renato Cappoia e Italo Morau. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.